Nuova giornata di passione per chi doveva viaggiare in aereo in seguito allo sciopero nazionale del comparto di volo per chiedere migliori condizioni contrattuali in busta paga. Sciopero che al Marco Polo di Tessera addirittura ha raddoppiato con ben due differenti presidi. Da una parte gli assistenti di volo di EasyJet che hanno deciso di restare a terra per un'iniziativa di sciopero di 24 ore su tutto il territorio nazionale e che a Venezia, per non infierire con il concomitante secondo sciopero, ha visto ridurre le ore di mobilitazione a 4 e dall'altra la protesta dei lavoratori di Triveneto Sicurezza. Un totale complessivo di oltre 350 lavoratori che operano nello scalo veneziano, tra hostess, steward e addetti alla sicurezza. Quest'ultimi con un contratto a tempo pieno che si aggira sui 1.300 euro mensili senza indennità e che per un tempo part-time diventano 1.100 se assunti come stagionali. Ed è giunto il momento di dire basta. Il nostro contratto appunto è fermo, la contrattazione nazionale è stata rinnovata con un rinnovo da vergogna, 28 centesimi all'ora, per cui tutto cresce fuorché i nostri stipendi. Stipendi che per EasyJet non sono regolati da contratto collettivo nazionale, bensì da quello aziendale, con una busta paga base per l'equipaggio da cabina che si aggira sui 25.000 euro l'anno. Con questo sciopero, viceversa, stiamo chiedendo un riconoscimento economico per un'estate ricca di disagi, di ritardi, di cancellazioni di voli, di turni al limite delle limitazioni di volo e inoltre chiediamo che vengano risolti dei punti a livello della salute e sicurezza sul lavoro per le colleghe e i colleghi che sono a bordo e infine chiediamo che vengano riallacciate le relazioni industriali con l'azienda, insomma tra azienda e sindacati. Turni estenuanti con tempi di riposo sempre più stretti che rendono sempre più difficile la conciliazione vita privata-lavoro, così entrambe le categorie. Quindi non avendo come un lavoro normale momenti in cui esci dall'aereo e fai un break, e qua invece no, è sempre un continuo stare sull'aereo, imbarcare, sbarcare passeggeri e questo sta intaccando anche la sicurezza a bordo.